Una bufera di vento, pioggia violentissima, ma soprattutto grandine, tanta grandine. Uno scenario apocalittico in tutto il territorio della Pedemontana del Grappa. Una notte bianca, così ribattezzata, la nottata di ieri, nell'Asolano. Ieri sera una chiamata a mezzanotte. Sì, sono stato contattato dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Mi segnalavano che in centro storico c'erano 30 cm di ghiaccio dovuti alla forte grandinata. Ho subito allertato la squadra dei volontari di protezione civile di Asolo, i quali sono venuti in centro storico e mi hanno subito riferito che c'erano i residenti, i commercianti che stavano spalando il ghiaccio per far transitare le auto in via Browning, la via principale di accesso al centro. Più di 30 centimetri di ghiaccio, una coltre bianca in tutto il centro storico di Asolo. Stamattina abbiamo dovuto spalare il ghiaccio rimasto sulla strada, circa 6 furgoni del comune. E questa mattina la conta dei danni, frantumati i vetri delle finestre della nuova sede dei servizi sociali che al momento ospita diversi rifugiati dall'Ucraina. Ma i danni più importanti, al momento irriparabili, arrivano dall'agricoltura, in particolare dai vigneti. Tantissimi danni alle coltivazioni nel territorio, tra Pagnano e Casella, in particolare per i vigneti. Dicevano che la zona di Pagnano probabilmente hanno perso la cultura completamente. Danni all'agricoltura di portata drammatica anche nella zona di Romano di Zellino. I danni maggiori li ha subiti il mondo dell'agricoltura e qui alle mie spalle ad esempio vedete un campo di mais che è totalmente abbattuto e probabilmente non è più recuperabile. Ci sono persone che hanno investito questa primavera decine di migliaia di euro per la piantumazione, per i trattamenti, ma anche chi ha vigneti qui in comune di Romano questa mattina si è svegliato con i vitigni quasi totalmente spogli di foglie e di frutta. Prima l'allarme siccità, ora l'emergenza maltempo, una situazione tragica quella del settore agricolo che mai come oggi ha bisogno di aiuti. Gli enti superiori, in questo caso la Regione, attivi lo stato di emergenza non solo qui nel nostro comune ma in tutta la fascia pedemontana che è stata duramente battuta.